Numero di febbraio, allora abbiamo il nostro gradito ospite in studio, il direttore di Solidarietà Veneto. Allora, buongiorno Paolo Stefan. Buongiorno Claudio, buongiorno a tutti gli ascoltatori, ben ritrovati. Allora, ci sono, credo, dei dati confortanti per quanto riguarda il 2021, non soltanto per il vostro Fondo Solidarietà Veneto, ma per la previdenza complementare in generale. Però, prima di andare su queste note, che credo essere positive, ma poi lo chiederemo a lei, ci può commentare invece un mese di gennaio che lei poco fa mi ha definito balordo per quanto riguarda il settore finanziario? Mi può specificare un po'? Quanto balordo, giustamente, proviamo a vedere. Ma sì, venivamo da un 2001, come abbiamo titolato in qualcuno dei nostri articoli, da brindisi, perché i risultati, tenendo conto anche della moderata esposizione a rischio dei comparti di Solidarietà Veneto, i comparti hanno maturato rendimenti molto buoni, no? Però si diceva già a dicembre, anche l'ultima volta che ci siamo sentiti, che nella prospettiva, dopo anni di crescita che ha, soprattutto sui mercati azionari, che è stata in grado anche di assorbire in pieno la crisi della primavera 2020, no? All'epoca del Covid, ci si poteva aspettare sicuramente volatilità, nemico, non dico numero uno, perché in realtà il nemico numero uno lo sappiamo in questa fase è l'inflazione, quindi l'inflazione ci mette sull'attenti per quanto riguarda l'investimento a breve termine. Sì. La volatilità va messa in conto nell'investimento di lungo termine. Per la verità, la volatilità, cioè gli alti e i bassi, e in questo momento a gennaio abbiamo assistito a diffusi segni meno sulle borse di mezzo mondo, tanto per darti un ordine di grandezza. Il Nasdaq, l'indice tecnologico degli Stati Uniti, famoso, no? Perché ci sono quotate le principali città e le principali aziende, che potremmo dire, una volta le chiamavano della New Economy, ha fatto meno 8% circa nel mese di gennaio, ma anche le altre borse più tradizionali sono scese molto. Quindi balordo da questo punto di vista, ma voglio dire, va messo in conto, considera Claudio, lo dico anche agli ascoltatori, il nostro comparto dinamico a dicembre abbiamo misurato il rendimento decennale, più 92% netto. Abbiamo misurato Ecco. il rendimento sui 20 anni, più, adesso vado a memoria, quindi Sì, sì, l'articolo è sul nostro sito, mi pare siamo nell'ordine del più 150%. però. Cosa vuol dire? Che se un comparto che al suo interno ha azioni per il 50%, no? Il resto sono obbligazioni, quindi con un rendimento anche più modesto, in 10 anni ti ha fatto praticamente quasi il 100%, vuol dire che i mercati azionari hanno avuto un rendimento, non dico doppio, ma quasi, ok? Quindi tu ti sei portato all'interno del tuo portafoglio, investendo metà delle tue risorse in quel mercato, un rendimento pari a quello che abbiamo descritto. Ora, dopo un fenomeno di crescita di questo tipo è anche lecito attendersi delle pause di riflessione nei mercati e non è da escludere che non ce ne possano essere altre, ma da questo punto di vista viene buona la propensione alla protezione del risparmio storico di Solidarietà Veneto, che normalmente in questo periodo, in questi periodi difende meglio di prodotti più aggressivi per la minore esposizione azionaria e anche per una maggior diversificazione. Quindi ecco, in questo senso balordo, ma è una instabilità che è assolutamente messa in conto. Insomma. I nostri risparmiatori quindi possono stare tranquilli, questa volatilità delle borse non inciderà sui loro risparmi nel lungo termine, anche perché lei l'ha sottolineato, anche nell'ipotesi diciamo così più audace che i nostri risparmiatori metteranno risparmi nel comparto dinamico, ci sono comunque un più di 50% che vanno anche in altri tipi di investimenti. Mi corregga se sbaglio, per esempio obbligazioni ed anche il private equity, no? Le aziende sul territorio, puntate per questo 2022 anche su questo, Stefan, ne avevamo parlato già nelle ultime puntate del 2021, cioè investire sulle aziende del nostro territorio accanto alle aziende quotate in borsa. C'è anche questa variabile. Quanto peserà per il 2022? Sì, beh, qui si potrebbe aprire un larghissimo approfondimento, magari lo faremo. Beh, anzitutto parto dal primo step della tua domanda, quindi la volatilità ci deve far paura? La volatilità sta nei mercati e anzi chi investe
a lungo termine fa della volatilità uno strumento per avvantaggiarsi. Quindi voglio dire, noi andiamo spesso a parlare con i giovani, i nuovi iscritti, no? L'anno scorso sono iscritte 7.000 persone, ma in questi giorni tra l'altro stiamo facendo incontri in un'azienda diciamo dal nome molto famoso nel vostro territorio. Molti giovani si stanno approcciando al fondo. Ebbene, chi oggi comincia un percorso di investimento paradossalmente potrebbe fare il tifo per i primi anni del suo periodo di accumulo per vedere i mercati scendere in modo da accumulare, da investire a prezzi più bassi e ottenere un vantaggio nel lungo periodo. Quindi non è detto che la volatilità sia un male in senso assoluto. Certo, se io sono un risparmiatore che ha già maturato nel fondo pensione, e qui è l'altro versante del tema, ha già maturato una cifra consistente, allora devo prestare attenzione a dove allocarla. Probabilmente se sono un lavoratore prossimo alla pensione o comunque anche cinquantenne, così non me ne starò di certo nel comparto dinamico che è riservato ai trentenni e quarantenni, quindi subisco molto meno questa volatilità. Detto questo, ecco, la protezione del fondo fatta per il tramite della diversificazione. Allora, tu hai toccato due temi, obbligazioni e private equity. Sulle obbligazioni possiamo dire che c'è una piccola buona notizia, incredibile ma vero. Dopo anni di ribassi dei tassi, i tassi lo scorso anno sono risaliti. Allora, il rialzo dei tassi nel breve termine è una robetta brutta, diremo, perché se tu hai in portafoglio, mettiamo, un BTP che ti paga una cedola annua faccio per ipotesi, del 4%, no? E i tassi salgono al 5%, chi vuole più il tuo BTP? Non lo vuole nessuno, Chiaro. perché trovi sul mercato un investimento migliore. Ecco quindi che quell'investimento lì perde di valore. Quindi quando i tassi si rialzano, chi ha soldi in portafoglio piange. Ma questo l'abbiamo già visto, è roba dell'anno scorso. Se tu però hai denaro fresco da investire, nuovi contributi, ecco che ti trovi nuove emissioni con tassi un po' più alti. Quindi per 6-7 anni abbiamo discusso con preoccupazione del fatto del continuo ribasso dei tassi che ci ha avvantaggiato nel breve. Adesso invece abbiamo assistito nell'ultimo anno a qualcosa di diverso. I tassi cominciano a risalire per via dell'inflazione, nel breve si paga, si subisce, ma in prospettiva abbiamo un rendimento atteso più alto. Non so se mi sono spiegato. Certo. Quindi questa è una piccola buona notizia di prospettiva. L'altro aspetto che tu hai toccato in termini di diversificazione, ecco, dicevo, le obbligazioni nel portafoglio sono l'altro grande elemento che si aggiunge alle azioni di cui abbiamo detto prima. Tu hai toccato il tema del private equity, lo dovremmo estendere in senso magari più ampio all'investimento nei fondi alternativi, cioè negli strumenti che investono nell'economia reale, nelle infrastrutture, nel capitale e nel debito delle piccole e medie imprese. Bene, noi siamo su questo tipo di investimento ormai dal 2013, ma lo scorso anno abbiamo incrementato in maniera significativa l'ammontare investito in quest'ambito. Siamo passati a conto da circa 80 milioni a oltre 150 e tra i vari strumenti appunto che abbiamo scelto, molto diversificati, fa conto che ad oggi noi abbiamo investito in 8 diversi fondi che investono nel capitale delle PMI italiane. Siamo da questo punto di vista in linea con quello che accade negli altri paesi dell'Europa, un po' più avanti di magari altri fondi che operano in Italia, ma già il trend è consolidato, anche altri fondi in pensione stanno andando nella stessa direzione. Tra questi anche il Fondo Sviluppo PMI 2, il fondo promosso dalla finanziaria regionale, il secondo fondo promosso dalla finanziaria regionale, dalla SGR, meglio, la finanziaria regionale del Veneto, che è il fondo 1 in cui abbiamo investito ormai, dunque, sono 6 anni fa, sta andando a disinvestire le aziende a suo tempo investite. Parlavamo proprio nei giorni scorsi in una conferenza stampa, con aumenti di fatturato, aumenti di personale impiegato. Ecco, adesso cominciamo un altro percorso sul fondo 2, quindi arrivano delle buone notizie perché le aziende in cui avevamo investito 5, 6, 7 anni fa stanno ben performando. Noi ci aspettiamo per i prossimi mesi anche dei buoni risultati. In prospettiva stiamo costruendo quello che faremo da qui in avanti, sempre appunto in chiave di diversificazione. Ecco Stefano, quindi si investe sul territorio. È chiaro che più patrimonio avete voi e più potete investire sul territorio con maggiore profitto per i risparmiatori. Allora io leggo che, mi corregga se sbaglio, ma insomma la fonte dovrebbe essere certa, nel 2021 un patrimonio che supera 1,8 miliardi di euro con 120.000 associati. Con l'età media di nuovi iscritti di 36 anni. Questo
è confortante, insomma, anche perché se ne parla sempre di più anche a livello nazionale. E c'è l'ipotesi, mi dica un'indiscrezione se non ricordo male, del silenzio assenso, si potrà arrivare a questo per i lavoratori? Cioè, se non mi dici che non voglio il fondo pensione, vuol dire che lo voglio? Non so se riesco a spiegarmi il ragionamento un po', ecco, Beh, io ho capito, quindi penso di sì, insomma. Allora sì, confermo Claudio che i dati che hai tratto probabilmente dalla stampa, perché siamo usciti sì, qualche giorno fa con una conferenza stampa sui dati del fondo, sono molto buoni, siamo molto soddisfatti del 2021, ma l'avevamo anche un po' già condiviso. Si va verso i 2 miliardi e effettivamente patrimonio più rilevante significa maggiori possibilità di diversificare e soprattutto anche maggiore possibilità di ottenere dai nostri partner finanziari delle riduzioni per la gestione, per il costo della gestione. Detto questo, sì, anche nel confronto, qualche giorno fa è uscita la Covid con con la solita relazione annua sull'andamento della previdenza complementare e sì, solidariamente si conferma come un fondo che sta andando molto meglio della media. Credo, per il tema del silenzio assenso, che importante sicuramente tenere in considerazione questo aspetto, ma il lavoro grosso, importante, centrale che noi crediamo debba essere fatto dal fondo pensione anzitutto, ma anche dalle istituzioni, più che introdurre un automatismo, è introdurre degli spazi di formazione e informazione adeguati a ben comprendere un meccanismo di questo tipo, perché chiaro. francamente c'è il rischio altrimenti che qualcuno per non conoscenza prenda le distanze da uno strumento che non conosce, insomma, ecco. Allora, bene, può essere che le parti sociali assieme al governo giungano a concretizzare, non so quando, nella seconda parte dell'anno o forse il prossimo anno, un nuovo semestre di silenzio assenso. Mi piacerebbe arrivare a quell'altezza potendo dire di aver fatto tutto il possibile per informare adeguatamente i lavoratori del Veneto sulle possibilità che la previdenza complementare mette a disposizione. Questo credo sia il nostro dovere. Assolutamente. Direttore, mi permette una considerazione da lavoratore, magari giovane, quale non lo sono purtroppo, però ecco, con tutte queste riforme previdenziali che si susseguono o che andranno a susseguirsi, i nostri giovani potrebbero pensare, ma ci capisco poco sul quando andrò in pensione e come, figurati se vado, se vado a pensare alla previdenza complementare, a togliermi qualche cosa già dal mio stipendio. Però oggettivamente se gli si pone determinati dati, cioè tu andrai in pensione, ipotesi, col 30% in meno se sei un lavoratore dipendente, col 50% in meno se sei un lavoratore autonomo, allora a quel punto lì un lavoratore potrebbe dire sì, ma quanto mi viene a costare effettivamente per compensare questo 30% in meno? E allora delle misure anche semplici, cioè voglio dire, il compito di comunicare correttamente può essere un meccanismo importante. Si va verso questa direzione piano piano, secondo lei? Sicuramente sì, perché tu prima hai accennato al fatto che l'iscritto medio nel 2021 aveva 36 36 anni di anni. età, quindi vuol dire che abbiamo avuto degli iscritti comunque anche giovani come noi, no? Prossimi a fare 5 o giù di lì, ecco, 50 anni, ma abbiamo avuto anche lavoratori ventenni e trentenni, attenzione. Sì. E i ventenni e i trentenni, contrariamente a quello che accadeva magari 10 anni fa, per quello che è nella mia esperienza, non si iscrivono tanto a partire dal fatto che il fondo pensione ha dei vantaggi fiscali, del serie ci risparmiano tasse, c'ho il Mm, contributo mm. azienda in più, sì c'è anche questo, ma c'è proprio il ragionamento che tu dici, magari non stanno lì neanche a dire la pensione INPS sarà un po' più bassa, semplicemente partono da una posizione molto critica, diciamocelo, della serie io la pensione non ce l'avrò più perché e poi magari escono anche delle contrapposizioni generazionali qualche volta non simpaticissime, ma ahimè questa è la situazione e qualcuno dice bene, se la situazione è questa, se c'è una difficoltà che prospetticamente potrebbe essere anche più grande in ragione della demografia, è bene prendersi sulle spalle lo zaino e camminare, cioè organizzare una via di uscita con il risparmio e si pianifica assieme ai consulenti del fondo un percorso verso tot, alla fine avrò tot e questo ammontare, con questo ammontare potrò disporre della libertà di decidere cosa fare
rispetto al tema dell'uscita dal mondo del lavoro. Anche perché, direttore, mi sembra piuttosto improbabile che si potrà andare in pensione in futuro ad un'età minore rispetto a quella di adesso, vuoi appunto per il calo delle nascite, vuoi per l'elevato numero dei pensionati, quindi cioè, in prospettiva dovremo assolutamente abituarci che andremo in pensione più tardi e forse anche con qualche cosa in meno, o no? Beh, diciamo, se la prospettiva è quella del metodo contributivo, che ormai è una roba vecchia di 25 anni, siamo al 95, quindi se la prospettiva è quella del contributivo, tu un giorno avrai una pensione costruita sui contributi versati, che diventerà pensione, questo capitale teorico maturato a partire dall'aspettativa di vita. Quindi le strade di norma sono due. Se il legislatore deciderà di farci uscire dal mondo del lavoro, ipotesi, a 70 anni, probabilmente la nostra pensione sarà anche, come dire, consistente. Perché? Perché ho accumulato un montante contributivo molto consistente e questo verrà suddiviso su un'aspettativa di vita evidentemente più breve. Se per ipotesi, dico solo per ipotesi, il legislatore decidesse invece di tornare a farci uscire dal mondo del lavoro a 55 anni, che per noi sarebbe quasi dopodomani praticamente, Sì. ecco che tu avresti meno contribuzione, quindi la torta contributiva un po' più piccola, ma un'aspettativa di vita molto più lunga e questa torta la dovresti quindi suddividere per un numero di anni più elevato e diventerebbe più bassa. Quindi il quesito è: meglio una pensione che arriva presto ed è bassa o meglio una pensione che arriva tardi ma è alta? Ecco, di fronte a questo quesito, meglio avere una valvola di sicurezza che ti tampona la falla in un senso o nell'altro. Si chiama previdenza complementare. Direttore, abbiamo soltanto un minuto, mi perdono una domanda, abbiamo accennato prima all'inflazione, ci sono altre variabili che potrebbero condizionare i mercati finanziari in questo periodo? Mi viene in mente il rialzo dei tassi della Fed, il mercato del dollaro, la crisi in Ucraina, questi fattori potrebbero condizionare gli andamenti finanziari per i prossimi periodi? Beh, sicuramente li condizioneranno. Diciamo che sul tema geopolitico è sempre molto molto difficile fare previsioni, soprattutto sul tema Russia e Ucraina. Molto più vicino e concreto è il tema del dollaro. Nel momento in cui negli Stati Uniti stanno aumentando i tassi di interesse, ecco che i titoli obbligazionari statunitensi diventano più attrattivi. Quindi no, io, Claudio e te andiamo a comprarci lo US Treasury, il BTP americano. Quindi tutti portano denaro negli Stati Uniti, comprano dollari e cosa succede? Che il dollaro potrebbe rialzarsi. Ecco, questo fenomeno qua un pochettino l'abbiamo già visto a gennaio. Di solito quindi quando il dollaro si rialza noi siamo protetti perché nei nostri portafogli abbiamo anche investimenti a livello mondiale, per cui a parità di condizioni quando il dollaro cresce abbiamo una protezione del risparmio che ci viene dalla divisa statunitense e probabilmente è quello che si è visto un po' questo mese. Direttore, la ringraziamo moltissimo per queste informazioni, abbiamo terminato il tempo a nostra disposizione, ma ci risentiremo il prossimo mese perché le rinnoviamo l'invito per un'altra puntata di questa interessante chiacchierata alla radio con Solidarietà Veneto. Grazie mille al direttore Paolo Stefanari. Avvertenza, messaggio promozionale riguardante forme pensionistiche complementari. Prima dell'adesione leggere la documentazione prevista da COVIP. I rendimenti passati non sono necessariamente indicativi di quelli futuri.